Mezzo secolo fa la riforma del diritto di famiglia che equilibrava la posizione di uomo e donna di fronte alla tutela dei figli nei casi di interruzione dei rapporti coniugali o comunque in presenza di figli nell'ambito di una relazione. Se ne è parlato ad un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Udine dal titolo La giustizia consensuale per le famiglie, la trasformazione del diritto di famiglia a 50 anni dalla riforma. Oggi gli scenari sono cambiati, ma il tema dei diritti civili rimane invariato ed aumenta il ricorso a procedimenti di tipo giudiziale, contenzioso, 351 nel 2024, 302 nei primi 10 mesi del 2025. I casi in cui si è raggiunto un accordo tra le parti sono stati 692 nel 2024 e 537 nei primi 10 mesi di quest'anno. Sommando i numeri si arriva ad oltre 1000 casi di relazioni che finiscono e non sempre bene. È qui che entra in gioco il ruolo dell'avvocato. È l'avvocato che deve essere in grado di andare a placare questa conflittualità e questa litigiosità e non ad alimentarla. Quando una famiglia va in crisi, ovviamente la conflittualità è altissima. Se l'avvocato si limita ad avere un ruolo esterno, quindi ascoltare e basta, visionare e basta, limitandosi poi a portare le esigenze davanti al giudice, quindi con una preparazione esclusivamente giuridica, il conflitto si acuisce. Tempi cambiati e strumenti adeguati oggi a disposizione delle coppie che decidono di interrompere il loro cammino comune, che sia in presenza di figli o meno, le opportunità per farlo in maniera non conflittuale, rapidamente, nel rispetto di esigenze e diritti di ciascuno, sono diverse. Ma in questi ultimi anni si sono sviluppati dei sistemi alternativi rispetto a quello che è il sistema giurisdizionale tradizionale, e faccio riferimento alla negoziazione assistita e alla pratica collaborativa, che consentono di comporre il conflitto al di fuori delle aule del tribunale,